Eder. Mech. Pallister. Immagino che in questo momento Fulvio Covalero sarà nel boschetto del parchetto che sta cercando disperatamente qualche altro sacco nero. Probabilmente Liliana era presente alla consegna dei coltelli in via Rossoni. Alla fine di questo video capirete perché. È stata sentita Mihaela Georgeta, la donna presso la cui abitazione, la sera del 13 dicembre 2021, Liliana Resinovic era stata ospite a cena unitamente al marito Visintin Sebastiano. La donna affermava che, quella sera, erano presenti anche altri due loro amici di nome Adriana ed Enzo nonché il proprio marito ed il proprio figlio. La serata era trascorsa in tranquillità, avevano mangiato e poi, verso le ore 22:30, si erano congedati e, dalle parole del Visintin, aveva percepito che, all'indomani, la coppia avesse un qualcosa da fare. Ricordava che l'atteggiamento dei due era normale, nel senso che li aveva visti come al solito. Unico particolare rilevato dalla donna è stato che il Visintin spesso stuzzicava, criticava ed era infastidito nei confronti dell'altra coppia ospite. Georgeta precisava di essere a conoscenza del fatto che Visintin avesse l'hobby di affilare coltelli, anche per conto di macellerie e pescherie di Trieste e che, alcune volte, in passato, le aveva regalato dei coltelli ben affilati. Particolare e curioso accaduto quella sera è stato che, Visintin, ad un certo punto, aveva detto a Georgeta di seguirlo in cucina dove le chiedeva la restituzione di due coltelli che, a suo tempo, le aveva donato, in cambio di uno nuovo. Giorgina gli dava, quindi, la possibilità di scelta e l'uomo prendeva due coltelli di grandi dimensioni, li avvolgeva in un pezzettino di stoffa, ritornava verso il salotto, chiedendo a Liliana quale fosse la sua borsa per metterli all'interno. Quest'ultima andava all'ingresso dell'appartamento, prendeva la propria borsa e tornava in salotto. Visintin, poi, riponeva nella borsa della moglie i coltelli e Liliana riportava la borsa all'ingresso. Georgeta però non ricordava né la forma, né il colore della borsa, ma deduceva che doveva essere di grandi dimensioni in quanto ci entravano i due coltelli che erano lunghi non meno di 30 centimetri. Ma alle 10 di sera cosa dovrà farci Sebastiano con due coltellacci poco taglienti perché appunto l'amica li sta usando? Questo è un mistero. Sappiamo che la commessa della Galleria Rossoni dice che la mattina del 14 trova questi coltelli già lì e nessuno vede arrivare Sebastiano. Claudio Sterpin penserà che questi coltelli vengono portati alla Galleria Rossoni da Sebastiano il 13 intorno alle 18 perché le celle del telefono collocano Sebastiano vicino alla Galleria Rossoni. Però questo non è molto credibile perché in quell'orario la galleria è piena e il rischio di essere scoperti è troppo elevato. Allora possiamo fare un altro pensiero. Se Sebastiano dagli amici prende quei coltelli, una ragione ci deve essere. Non è che per caso Sebastiano dopo la cena che termina alle 10 riesce in qualche modo a portare questi coltelli alla Galleria Rossoni? Del resto noi sappiamo che uno dei direttori avrebbe visto Sebastiano. Poi però per convenienza o forse per evitare problemi preferisce non confermare questa informazione. Ma è difficile chiaramente che la ragazza che lavora alla pescheria all'Ancora si sia inventata di avere già trovato quei coltelli lì la mattina del 14. Il lunedì 13, nell'enoteca che si trova sopra il supermercato Zalzeron, sappiamo che c'è una degustazione di vini e uno dei direttori ci dice che almeno fino alle 22 si intrattengono per sistemare. Siccome questo accadeva ogni lunedì, era facile, conoscendo il luogo, sapere che ciò sarebbe accaduto e che quindi la galleria a quell'ora era ancora aperta. Sebastiano va via dalla cena con gli amici intorno alle ore 22. Può essere che in quel momento passi dalla Galleria Rossoni sfruttando che lì non c'è quasi nessuno perché si sta finendo di sistemare al piano di sopra e quindi posi i coltelli? Questa risposta la possiamo solo cogliere dalle celle telefoniche. Vediamo cosa ci dicono le celle telefoniche. Quindi quando si tratta di Galleria Rossoni si scorda come si pronuncia la parola e si dimentica anche di affilare i coltelli. Andiamo a vedere se c'è qualche anomalia nella sua serata precedente che ci può collegare con la Galleria Rossoni. Vediamo che alle 22:08 il telefono di Sebastiano smette di agganciarsi alla cella Campo Belvedere, che probabilmente è quella che ha agganciato per tutto il tempo della cena del 13. E dopo 16 minuti improvvisamente aggancia la cella di via San Cilino.
Questa cosa ovviamente è piuttosto strana perché i due punti sono distanti circa 3,7 km, il che vuol dire che da una cella all'altra questo telefono avrebbe dovuto agganciare molte celle intermedie. Ciò non accade e allora viene da pensare che il telefono abbia la connessione dati disattiva. Sebastiano quindi ha appena messo nella borsa di Liliana due coltellacci usati, quindi poco taglienti e pertanto corrispondenti alla descrizione fatta dalla ragazza che lavora alla pescheria L'Ancora della galleria Orsini o Rosconi o, se preferite, Rossoni. La galleria alle 22 è ancora aperta perché al piano sopra la pescheria c'è stata una degustazione di vini, per cui c'è poca gente al piano di sotto. E allora Sebastiano, che sembra avere spento il suo telefono, potrebbe essere riuscito in quei 16 minuti ad andare alla galleria e lasciare i coltelli? Ebbene, sembra assolutamente possibile perché quando il suo telefono smette di interagire con la cella di Campo Belvedere si trova a solo 1,3 km dalla galleria Rossoni, che senza traffico con l'auto percorrerebbe in 2 minuti. E da lì solo 3,2 km lo separerebbero dalla cella di via San Cilino, per cui, considerando che la sera a quell'ora non c'è traffico, c'era tutto il tempo per andare dalla casa degli amici alla galleria Rossoni, lasciare e rientrare in via Verrocchio. Tutto questo spegnendo il telefono all'uscita della casa degli amici e riaccendendolo poco prima di arrivare in via Verrocchio. Questo spiegherebbe perché Sebastiano prende quei due coltelli a casa degli amici, spiegherebbe perché la ragazza della pescheria ritrova questi coltelli la mattina in pescheria e spiegherebbe anche perché nessuno ha visto Sebastiano posare questi coltelli. Spiegherebbe anche come mai in questa pescheria i coltelli consegnati non tagliano, perché Sebastiano potrà avere tutti i difetti del mondo, ma i coltelli li sapeva affilare. E ho detto che avevo intenzione di andare giù in città, volevo provare una GoPro che sto cercando di capire come funziona. Sono andato in città, ho tirato fuori la bici dalla macchina, ho fatto un po' di costiera, sono andato su tutto questo altopiano carsico, è fantastico. Sì. Sono tornato giù in bicicletta qua in casa, perché qua sopra da noi, giù c'è la città e qua sopra c'è l'altopiano carsico. Sono venuto qua, ho preparato il pranzo per me, io mangio qualcosa, vado giù in città, che avevo parcheggiato la macchina vicino Barcola, e praticamente metto la bici dentro e vengo a casa. Sebastiano sia all'albergatrice che a Silvia farà capire di essere tornato a casa la mattina del 14, ma non si capisce quando questo possa averlo fatto. Eppure, in una delle tante versioni di Sebastiano, lui si lascia sfuggire che quella mattina aveva posteggiato la macchina a Barcola. Allora viene da pensare che Sebastiano, dopo essere andato nel magazzino, si reca a Barcola e da lì torna a casa quindi, come dice a Silvia, e torna a casa anche come dimostrerebbero le interazioni sul telefono di Liliana emerse in questi giorni. Quando ero a Trieste mi chiesi ma come poteva mai essere tornato Sebastiano a casa da Barcola? E poi la risposta si manifestò autonomamente davanti ai miei occhi. Il bus che porta a Piazzale Gioberti, guarda caso, fermava proprio lì. Quindi l'ipotesi era che Sebastiano fosse tornato con questo mezzo a casa e poi con questo mezzo fosse tornato nuovamente alla macchina, che, precisiamo, non si è mai capito dove fosse posteggiata quel giorno.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.